Lei è stato parlamentare regionale, ha avuto una sua esperienza, come valuta questi atteggiamenti preelettorali? Può succedere che vincano i grillini alla luce di questa mancata unità dei vari schieramenti di destra e di sinistra, una sua valutazione? Come sa, io ho avuto un'esperienza brevissima di parlamentare, pur avendo avuto la fortuna di essere stato eletto, credo anche bene, in Parlamento regionale. Qualcuno mi chiese: ma perché abbandoni così presto, a pochi mesi dall'elezione, per fare una cosa, e me continua a dire qualche dirigente pure del mio comune, ritenendo che sia un atto di pazzia, ma venendo in una realtà come quella agrigentina, dove c'è sostanzialmente una condizione di dramma finanziario assoluto, perché il debito è notevole. E però io penso che la migliore strada per chi ha voglia di spendersi politicamente è amministrare e cogliere le difficoltà, e sulle difficoltà cercare la sfida per poter dare un contributo, che non sia il contributo del populismo, ma sia il contributo della responsabilità. Perché oggi gridare, fare un post su Facebook, dire parolacce a un sindaco, a un amministratore, è la cosa più facile del mondo. Quando chiedi di confrontarsi con i problemi, purtroppo anche questi che sono a capo dei populisti, questi che girano le piazze in pantaloncini ritenendo di costruire il futuro, sui problemi non ci stanno. Magari a parlare male del ministro e dirgli cammina con la scorta il ministro, però quando ti devi confrontare sulle questioni concrete, sulla finanza dei comuni, così come ora quasi tutti i comuni in dissesto finanziario, nessuno parla, anzi magari si fa facile cosa, le amministrazioni del passato. Ecco, questo è un modo assolutamente inappropriato per accettare le sfide del nostro tempo. Regione siciliana. Io ho detto da 1 anno e mezzo a questa parte che pensare di affrontare le emergenze della Sicilia con l'antico schema centrodestra, centrosinistra e oggi il populismo grillino, secondo me è un modo sbagliato e che non ci porterà da nessuna parte. Vedo anzi all'orizzonte l'insidia certamente populista e vedo dopo Crocetta ancora ulteriori drammi. Alcune esperienze di questo populismo all'opera in Sicilia, a Roma, in altre parti d'Italia la raccontano lunga. Ma non mi pare che la politica si stia attrezzando giusto a posto per l'emergenza di questo momento. C'è il tentativo di Orlando, questo tentativo civico, è un tentativo, parliamoci chiaro, per come l'ho visto nascere in questi giorni, che presenta anche questo una serie di limiti. Dopodiché saranno in grado i nostri eroi a superare questo momento e apparecchiare una struttura che sia magari di livello civico ma che metta insieme sensibilità culturali diverse? La mia risposta credo proprio di no, e quindi vedo una condizione che è assolutamente molto fluida, rispetto alla quale da amministratore locale non posso non dire di essere preoccupato.